Pronto? Sì, signore, navigazione normale, tutto regolare. La rondine vola al nido. La rondine vola al nido. La rondine vola bassa, attenzione. La rondine vola bassa, attenzione. Attenzione, la rondine a sonno, attenzione. La rondine a sonno. La rondine a sonno. Attenzione. Muoviti, ubriacone! Vieni, amore mio. Arriva. Andiamo. Sveto, aiutami. Taglia la catena. Maledizione, che succede? Si è fermato il motore! Nascondetevi, la polizia! Serve niente? Ha bisogno d'aiuto? Grazie! Adesso parte! È capricciosa come una donna! Sì, vedetta numero 7. A tutte le vedette fluviali, attenzione. Compagnia diamantifera segnala impossibilità a mettersi in contatto con propria lancia. Caratteristiche, nome Stern, Amsterdam, Deve essere quella che abbiamo incrociato. Agenti della compagnia armati a bordo, ricercate e Virare, svelto, inseguiamola!
La rondine torna al nido. Tutto a posto. La rondine torna al nido. A questo pomeriggio, allora, al Parco dei Fiori di Keukenhof. Come d'accordo. Non ci sono contrordini? No, nessun cambiamento nel programma. E congratulazioni. Arrivederci. Come in guerra, i generali non si vedono mai, danno ordini e promettono medaglie. Speriamo almeno che siano d'oro. E gli altri? Sono qui intorno. Tra poco avremo i nostri soldi. E lei che ha il pupo? Un bel lavoro. Pulito. Ci dovrebbero dare il doppio i tuoi cari amici. Mi dici chi sono? Non ti riguarda. Ed è meglio se non indaghi. Biglietti di piccolo taglio. Mi raccomando, Mallory. Un gelato, per Subito, favore. signore. Grazie. Uno anche a noi. Dove l'hai trovato? Lì. Bisognerebbe chiamare un medico. Sì, un dottore. Mallory! Helga! Mallory! Che è successo? Mallory, parla! Rex, attento, Rex. Chi è stato? Dimmi qualcosa. Non lo so. Conosco solo una donna a Rotterdam. Solo una donna. A Rotterdam? Sì, alla torre. Alla torre dell'Euromast. Lei mi passava gli ordini. Ma per conto di chi? Chi comanda la baracca? Dimmi!
Va meglio adesso? Sei in grado di parlare? Su, avanti. Non è niente. Rispondi. Chi ti ha mandato al mulino? Per chi lavori? Dai, rispondi, ho detto. Aiuto! Avanti, non fare la commedia. Ma chi è lei? Cosa vuole? Non ho soldi con me, lo giuro. Vuoi darmi a intendere che ti trovavi al mulino per caso? Ma è sulla guida, ero venuta a visitarlo. Prendiamola per buona. Ma adesso bisogna filare. Hai una macchina? Ti ho chiesto se hai una macchina. Ma perché vuole la mia macchina? Ce l'hai, Bene, andiamo. Le spiegazioni dopo. No! Cammina, Lo su. prego, no! Devo acquistare molte migliaia di bulbi per piantarli al sud della Spagna. Prenda nota. 50 dozzine di Rix Rexon, 10 dozzine di Golden King e 10 dozzine di Chevel of Spring. Francisca, controlla tu. E crede che sia più materiale che Certamente, signora. Mi raccomando, una spedizione accurata. La cortesia dopo la violenza. È un tipo imprevedibile, lei. E se ne avessi approfittato per scappare? Ma non l'ha fatto. Lei è una brava bambina con una bella automobile. Perché corre così? Sembra che abbia la polizia alle calcagna. Magari si trattasse della polizia. Non crede che avrei diritto a qualche spiegazione? Le racconterei una favola. E lei non mi sembra il tipo. È già grandicella. La prenda come una strana avventura. Una strana avventura. Cosa vuol dire? Oriane Resi, una campionessa. Ho indovinato? Forse. Farò il tifo per lei. Grazie. C'è un torneo di tennis a Rotterdam. Che coincidenza. Ci vado anch'io a Rotterdam. Ma in quel mulino che c'era? Lo leggerà domani sui giornali. E ci sarà anche il suo nome sui giornali? Oh, spero proprio di no. Gli amici mi chiamano Rex. Rex Murro. Le piace? Rex Murro. Rex Murro. Rex Murro. È il nome dell'americano. L'unico superstite. Proprio così. Due vermouth. Un avventuriero americano. Forse. O un esecutore di ordini dall'alto. Chissà. Sarebbe grave. La rapina di Amsterdam non è stata una rapina qualunque. Hanno rubato dei diamanti speciali per laser. E quando si dice laser... Già. È un affare serio. Fucile a laser, raggio della morte, eccetera. Lo Deuxième Bureau deve conoscere le intenzioni di questo signor Murro. Col vostro permesso, capo, ci avevo già pensato. Michel! Eccomi. Salve. Parte lui per l'Olanda, fra un'ora. E a Rotterdam sa già dove trovare il nostro amico. No, lasciami. No, no. Lasciami, Rex, faccio tardi. Sai, la prima volta ti è andata bene perché mi hai preso alla sprovvista. Allora ti autorizzo a restituirmi il pugno. Mi arrendo subito.
Non hai più paura di fare tardi? Dai, Corfè. Devo incontrarmi con una canadese alta come te. Mi batterà certamente. Ho deciso, non ci vado. Su, avanti. Niente capricci. Prima il dovere. Anch'io ho un affare da sbrigare. Ti vengo a prendere al tennis. Per quanti set conti di resistere? Io credo 3. Bene. Verrò al secondo. Ciao, campionessa. Ciao. Mi scusi, signorina, ma mi hanno indirizzato a lei. Ha mai visto questo gentiluomo qualche volta? No, mai. Quanta sicurezza, con tutta la gente che le passa sotto gli occhi. Amico, io faccio colazione qui, si mangia benissimo. Vuol farmi compagnia? Veramente, signore, io non ho il piacere di... Mi scusi, l'avevo preso per un amico. È da tanto che mi segue.
certo senso per i doppi ingressi, dolce vichinga. Andatevene! Qui dentro ce n'è per tutti! Via, filate! Fior di pannocchia, portami subito dal padrone. E basta con gli scherzi. Buongiorno, signor Munro. Mi hanno detto che mi cercava. Eccomi. Lo so. Dobbiamo fare un discorso, io e lei. Si accomodi. Non avrà mica paura. Scommetto che indovino perché mi ha cercato tanto. Con me avete fatto un grosso sbaglio. Mi volevate fregare i soldi, vero? Questa è una cosa che non ho mai mandato giù. Vladek Diomic paga sempre i suoi debiti. I suoi amici li ho pagati. Pagherai anche tu, una volta o l'altra. Fermi! Chi ve l'ha ordinato? Fuori dai piedi, tutte e due! Io e il signor Munro siamo amici. Vero, Munro? Su, apra il portabagagli. Avanti, si sbrighi. Coraggio. Non si preoccupi, qui siamo al sicuro. Può domandare, mi conoscono tutti. Autorità, gente del posto, sono una persona per bene, insospettabile. Vede? Sono tanti. Ma ne avrà il doppio. Dovrà guadagnarseli, certo. Deve fare un lavoretto per me. Un incarico di fiducia. Un lavoretto che solo lei può e deve fare. Ascolti. Pensiamo noi a farla entrare nell'aeroporto. Cercherà il biondino. È un pilota collaudatore. È dei nostri. Il biondo arriva fino alle coste del Mediterraneo con i suoi voli di collaudo. In casi di emergenza ha anche il permesso d'atterrare. Atterrerà e lei andrà al molo. Lì c'è uno yacht, il Corbina. Sbrigati. Dobbiamo salvare. Devi sostituire il meccanico. Ecco qua i documenti. Tutto in regola. C'era proprio bisogno di questo tizio. Chi è? Ordine del padrone, non fare domande.
Lo yacht salperà per Algeciras, sotto Gibilterra. Appena arrivato, lei si recherà a Torremolinos, all'Hotel Riviera, a pochi chilometri dalla città. Verrà qualcuno a cercarla e si farà riconoscere. Gli darà la cassetta, avrà il resto dei suoi soldi e il gioco è fatto. Dove vai? Dagliela tu un'occhiata adesso. Io me ne vado fuori a prendere un po' d'aria. Tu non ti muovi di qui. Davvero? Ti frego io. Qui la Fondazione Fisher. Sono Ethel Fisher. Tutto procede secondo le direttive impartite. Ci stiamo avvicinando alla conclusione della missione. Le verifiche teoriche possono considerarsi ultimate. Potremo finalmente procedere all'esperimento che ci sta a cuore. Datemi altre notizie. A presto. Non mi sei mai stato così vicino. Era tutto giusto, Max. Lo sapevo. Le tue previsioni, i tuoi progetti. Andrò fino in fondo, non temere. Fino in fondo. La tua crociera sta per finir male. Guarda che ti sbagli, bambina. Io sono ospite a bordo, un ospite importante. Non ti hanno informata?
principessa. Solo in Messico, al mio paese. Qui sono dama di compagnia. Ma chi è il capo? Credo la vedova Fisher. Non hai mai sentito parlare della fondazione Fisher? Studi sul laser. Arabo per me. Però che brutta morte quel Fisher, vero? Lo conoscevi? Questa vedova è un po'... Amava molto suo marito ed è convinta che la sua morte sia dovuta a una specie di congiura, invidia, intrighi. Ma è una donna in gamba. Una storia d'amore e di morte. Preferisco quelle a lieto fine. Anch'io. C'è un telefono. Sì, dentro. Quel figlio di... Scusami, ma devo ritrovare quella carogna. Sì, ti ha fatto un brutto scherzo. Sono sicura che lo troverai. Mi dicono che di solito va alla taverna dell'Olandese, uno strano locale vicino al porto. Sì, di solito. Questa volta no, di certo. Sì, però se fossi in te ci proverei. Un giorno mi spiegherai la tua parte in questa commedia. Comunque, grazie. Vado a recitare la mia. Marinaio, dai, forza, dai, forza, e dai. Ti sei preso il mio bagaglio, vero, carogna? Dov'è il mio sacco? Dove l'hai messo? Su, avanti, parla! Oh, giuro che ti ammazzo. Avanti! Dov'è il mio sacco? Parla! Rex! Rex! L'ho trovato io! Era questo che cercavi, no? Era qua dietro. Sì. Grazie.
È di suo gradimento? Come no? Carlos I. C'è qualcuno qui che conosce i miei gusti. Chi devo ringraziare? Serve altro? Pronto? Bene arrivato, signor Murro. Voleva abbandonarmi nelle fredde nebbie del nord. Accidenti. Di donne ne conosco molte, ma la tua voce è inconfondibile. Orianna. Ho visto passare un signore elegante e mi sono detta: sarà per caso quel gentiluomo del signor Murro? Che sta facendo? Mi segue attraverso tutta l'Europa? Ne sono veramente lusingata. No, scherzare. Da dove stai telefonando? Dalla stanza 224 di questo hotel. 224? Ma che magnifica combinazione. La mia era 225. Allora che cosa aspetti? Posa il telefono e affacciati. Adoro la Spagna. Ma non mi avevi promesso di portarmi a vedere il flamenco a Granada? Il flamenco? Oh, come no? Sono almeno 10 anni, cara, che te lo prometto sempre. E invece, ma stavolta manterrò la parola, vedrai. Un flamenco coi fiocchi. A proposito, e le tue gare? Oggi si allenano le altre concorrenti. Attenta, ci stanno guardando. Io sono impegnata soltanto domani. Perfetto. Allora facciamo fra 10 minuti nella hall. Oppure subito. Sarò pronta fra una mezz'ora. Va bene. Tutto a posto, signor Murro? Bene, urge incontrarci per quello scambio. Propongo domattina a mezzogiorno al Belvedere davanti all'Alhambra di Granada. Lei porti con sé il suo ricordo d'Olanda e io le lascerò un souvenir di Spagna che le farà piacere. E non si preoccupi per riconoscermi. Io lei la conosco. Va bene? Secondo i patti. Se lo è meritato. Ho preferito rischiare e farla venire qui perché occorre far presto. Allora ha saputo la data dell'esplosione? I francesi sono abbottonatissimi sulle loro esperienze nel Sahara. Sì, l'ho saputo. E non c'è molto tempo. Per fortuna il dispositivo è già pronto. Guardi. Eccolo. I diamanti di Amsterdam sono serviti a questo? Certo. Costituiscono la parte essenziale del cannone. Strana fine per delle pietre preziose. Questo è il segreto. È la formula che Max aveva completato poco tempo prima della disgrazia. Nessuno volle credere al suo genio. Ma io ora ho realizzato la sua formula. E sentiranno di nuovo parlare di lui. E io farò l'impossibile perché il collaudo riesca alla perfezione. Bene. E per l'americano e la francese vale quanto deciso. Il castello rosso dell'Alhambra, così chiamato per la tonalità dell'argilla, si chiamava Alcalá al-Amra, quando nel 1238 Mohammed Ben Alamar si impadronì di Granada all'epoca della grande invasione dei Mori. Questo castello, con le sue mura fortificate, i suoi giardini e fontane, è stato dimora per secoli dei sovrani orientali. Le successive modifiche... Lei non apprezza l'arte moresca del XVI secolo, signor Murro? Mi riconosce, vero? Spero che lei abbia ascoltato gli ordini e rechi con sé il ricordino dell'Olanda. Sicuro? Sempre che lei abbia il souvenir per me. Unito al cortile anteriore si apre il giardino di Villarato, uno degli angoli più poetici. Mi dia la cassetta, prego. Sebbene qualche visitatore creda avere visto una copia dei giardini di Baghdad o di Damasco, non presenta nessuna caratteristica musulmana, poiché... Tutto in regola, Rex? Mi permetti di chiamarti Rex? Soddisfatto? Io sì, amico. Ma tu il forziere non lo controlli. Non ho ordini in merito. E poi noi ci fidiamo. Tu sei un amico.
Hasta la vista, Rex. Goditi la vita. Quel figlio di cane. Manolo! Allora, com'è andata? Tutto a posto. La cassetta è di sopra. E l'americano? Ha provato a seguirti? Voleva, ma io le gomme tutte e quattro a terra. Starà ancora bestemmiando. Bene, bravo. Tieni, questo per i tuoi vizietti. Birbone. Vladek, senti Vladek. Vladek, ma domani vengo con te. Dai buono, vedremo. Manolo, sei ricco stasera, eh? Non offri niente agli amici? Dai, andiamo a bere. Eh? Come no? Offro io, tutto quello che volete. Posto, signor Murro? Bene, urge incontrarci per quello scambio. Propongo domattina a mezzogiorno al Bene, urge incontrarci per quello scambio. Propongo domattina a mezzogiorno al Belvedere davanti all'Alhambra di Granada. Lei porti con le farà piacere. E non si preoccupi per riconoscermi. Io lei la conosco. Siamo stati avvisati. Posso fare qualcosa? No, non si preoccupi. È in albergo? Sì, tenente. Salga pure. Grazie. Prego. Scoppierà una rogna se abbiamo sbagliato. Non credo. La segnalazione dell'Interpol parla chiaro. Sicuramente deve essere il Rex Munro, ricercato per la rapina di Amsterdam. Non posso arrestarlo senza prove. Devo limitarmi a controllare i documenti. Se è lui l'uomo che cercate, il resto è affare vostro. Lo so. Andiamo. E non si preoccupi per riconoscermi. Io lei la conosco. Lei porti con sé il suo ricordo d'Olanda e io le lascerò un souvenir di Spagna che le farà piacere. E non si preoccupi. L'Eldorado. Io lei la conosco. L'orchestrina dell'Eldorado. Il signor Munro? Rex Munro? In persona. Ma ho un po' fretta. Sa, un affare urgente. Oh, ci dispiace disturbarla. Faremo prestissimo una piccola formalità. I suoi documenti, per favore. E per controllare i miei documenti si scomoda addirittura l'FBI? Poca storia. Ma lei è matto! Cercavo il mio costume da bagno. Sono 2 giorni che lo cerco. Non riesco a trovarlo. Vladek, gli affari più importanti li tratti da solo. A me fai fare il fattorino da mezza tacca, come quell'americano. Voglio venire anch'io con te.
Calmati, altrimenti t'ammazzo. E non ti allontanare da qui, capito? Prova con questo. E smetti di piagnucolare. Carissima amica. Ci davamo del tu, vero? Lo faresti un piacere al tuo vecchio amico Rex? Una cosa piccola, un'informazione. Che hai detto un'informazione? Ho capito bene. È una cura infallibile per i sordi, questa. E intanto mi prendo le chiavi. No, la mia macchina no. Sbrighiamoci, parla! Allora, dove è andato il tuo capo? Su, avanti, dov'è? Sì. Guarda, Manolo ti viene anche dietro adesso. Non è possibile, sa che non ammetto disubbidienza. Ma non è Manolo. È il nostro amico americano. Ma che fai? Di solito prima sparo, poi guardo. Stavolta invece farai come dico io, nessuna imprudenza. L'ordine è di prenderlo vivo. So riconoscere da lontano se un tipo è pericoloso o no. Per me è meglio sparare subito. Sta tranquillo, si metterà in trappola da solo. Su, presto, allontaniamoci. Sono 150 chilometri, 1/10 della distanza reale. Funzionerà? Certo che funzionerà. Allora voi, cosa aspettate? Presto! Presto! Andiamo.
Sono Vladek. Tutto pronto. Possiamo cominciare presto, che qui fa caldo. Farà più caldo fra poco. Oltre ogni previsione, signora. Il sole del sud ha fatto sbocciare meravigliosamente bene i suoi fiori olandesi. L'americano? È certamente qui intorno, come lei aveva previsto, del resto. Sì. Ci vedremo alle Canarie tutti quanti. Intesi? Per l'ultimo appuntamento. Una donna pericolosa. Mi fa piacere saperla qui. È stato difficile? Le ragazze sono state bravissime e questa ha fatto il resto. Dovrò fargliene un'altra, si sta svegliando. Sì, falla stare tranquilla. Presto, presto. Tutto bene. Partire entro stasera. Ha avuto paura? Funziona come un accendisigari, è vero? State tranquillo, conosciamo gli ordini. Abbiamo già cominciato a smontarlo. Vieni fuori e mani in alto! Ecco il tuo amico, Vladek. Se ne stava nascosto a vedersi lo spettacolo. Hai visto? Avevo ragione. È venuto da solo. Allora, amico, non era nei patti questa passeggiata quassù. Perché ti sei scomodato? Non eri stato saldato? Vuoi altro denaro, eh? Fermo, bamboccio, ti buco come un colabrodo. Tanti soldi per della merce falsa. Dove sono i diamanti veri? Sai bene che la curiosità è un vizio pericoloso. Comunque hai visto, i tuoi diamanti sono serviti per questo esperimento. Bello, vero? Mi dici a che gioco giochiamo? Dallo a me, te lo faccio cantare io. No! Non hai capito che ci serve vivo? Conosco il tuo stile, Ben. Non è adatto al caso. Che nobile gara. Ma io sono disposto a dire tutto. Che vuoi sapere, caro Vladek? Niente, non voglio sapere niente. Non sono io che devo interrogarti. Devi venire con me e basta. Portatelo al camion. Meglio usare questo. Fermo! Vuoi giocarti la pelle? Andate! Lo voglio vivo! Ricordalo bene!
di testa sua! Non rispetta gli ordini! Calogna! Arrenditi! Hai voluto scherzare con il fuoco, eh? Ma ora te ne pentirai. La tua fine è segnata, stupido! Notiziario delle Canarie. Ciao, bella. Ben trovata. Ci inseguiamo sempre noi due. Per un momento ho creduto che facessi parte anche tu della gang. Farmi prendere in trappola da una banda di donne. Non le sottovaluterei, queste bionde tigri. Le ho viste al lavoro, fanno paura, sono ben organizzate. Agli ordini di chi? Se ho capito bene il tuo mestiere, dovresti saperne più di me. Io invece non ho mai capito il tuo. Per forza, non c'è niente da capire. Potessi avere almeno qualcosa da bere. Credi che durerà molto questa storia? Hai idea di come finirà? Il tipo di morte non so dirtelo, ma ho una mezza idea su chi pronunzierà la condanna. Vuoi dire Ethel Fisher? Sarebbe lei il capo? No, sarà un morto. Un morto? Sì, un morto che forse è vivo. Il professor Fisher. Fisher? Ma è assurdo, lui è morto. Risulta da tutti gli atti. Bruciato nella famosa esplosione. Tu sei ben informata. Io invece mi fido del mio naso. È vivo ed è pazzo.
Qui XXX21 che parla alla Fondazione Fisher. Esattamente secondo le previsioni, la bomba H francese sta spostandosi verso il luogo dell'esplosione, distante 84 km dalla base operativa. Quando la luce rossa sarà davanti al punto verde, la bomba sarà sulla postazione. Sono sul posto le autorità militari, gli scienziati, i tecnici. Il nostro controllo è terminato, professore. Tutto si è svolto matematicamente come aveva previsto. Tra 60 minuti la bomba, come credono i francesi, esploderà. Esploderà invece fra 59 minuti e vi scoppierà fra le mani. Sarà un magnifico spettacolo. Vero, Ethel? Sì, Max. Metti in moto il registratore. Ecco, Max. Al Presidente degli Stati Uniti, da parte del professor Maximilian Adrian Fisher. Caro Presidente, ci siamo già conosciuti in diverse occasioni e ciò le faciliterà il compito di riconoscere la mia voce. La prova? In questo momento un cannone laser a luce bianca, 1 milione di volte più potente dei comuni laser, sta prendendo di mira la bomba H francese nella base atomica del Sahara. E sono io che ho inventato tutto questo. Io ho creato tutte queste prove false e un americano rinnegato è diventato inconscio strumento dei miei piani. E sarà una bella messa in scena finale. E i francesi e il mondo si convinceranno che si è trattato di una provocazione americana. E sarà inutile mentire. Gli Stati Uniti si troveranno isolati. Solo se mi chiamerete al vostro fianco, signor Presidente. Solo se il Pentagono si deciderà ad attaccare usando questo raggio sterminatore, avremo la possibilità di spezzare l'accerchiamento e di dominare il mondo, come si compete alla nazione più potente. Non credo nella pace, non credo nella democrazia, credo soltanto nel mio raggio della morte. Sei tu, Vladek? Gli ordini per i 2 prigionieri, professore. Allora possiamo dare il via alla parte conclusiva del piano. Avvertire la polizia spagnola. Arriveranno in tempo per trovare un cumulo di rovine fumanti e i corpi di quei 2. Vado io ad avvertire. Attento, Vladek. Deve ucciderli con 2 pistole diverse. Simulare un duello fra loro. Dovrà risultare che lo spionaggio francese, accortosi delle intenzioni americane, ha tentato di impedirlo, ma invano. Le pistole sono in quel cassetto. Che pensiero gentile, principessa. Porterete qualche fiore sulle nostre tombe? Tulipani, magari. Presto! Vladek è incaricato di uccidervi. Perdonatemi, ho sbagliato. Fisher è un pazzo, è un mostro. Vuole la guerra, la distruzione. Presto! Dobbiamo fuggire. Vi farò strada. Seguitemi. Andiamo, ragazzi.
ho detto scappa! Fermo! Ecco, mancano 3 minuti. 3 minuti soltanto per la tua gloria. La bomba sta per raggiungere il traguardo di tiro. Max, ci siamo. Ma che fa Vladek? Bene. Calcolato al secondo. Mancano 30 secondi. 29, 28, 27. Da quella parte. Belli, muovetevi. Di qua, di qua! 10, 9, 8, 7. Fermati, pazzo! Fermati! Chi osa? A me, Fisher! Allora salteremo tutti. No! Pazzo! Ferma! È inutile, non c'è più nessuno vivo ormai. L'ambasciatore la riceverà subito. Che sorpresa, Oriane. Tu? Ma come hai fatto a salvarti? Ma tu sei pazzo. Qui all'ambasciata ti arresteranno. L'amore non conosce ostacoli. Devi andartene subito. Se ti scoprono è finita. Vieni. Prego, si accomodi, signorina.
Bene, ci siamo tutti. Possiamo cominciare. Voi conoscete certamente Rex Morrison, colonnello dello Strategic Air Command. È circa un anno che il colonnello segue le piste del defunto professor Fisher ed eravamo soltanto in 3 a saperlo. Io, lui e il presidente. Il colonnello Morrison, tu. Mi sembra di sognare. Morrison, al tuo posto non ne sarei tanto sicuro. In fondo che prove hai? E se fossi veramente un pentaglio da forca? Potrei aver imbrogliato tutti, anche te, Oriana. Non me ne importerebbe niente, niente.